buongiorno, le principali notizie. A Catania, blitz dei carabinieri contro trafficanti di droga legati alla mafia di Acireale e Acicatena. Il gruppo azzerato è legato alla cosca dei Santa Paola Ercolano. 12 arresti. Ancora morti sul lavoro a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Cade da una scala mentre riparava una saracinesca di un supermercato. Ha perso la vita un bidello che arrotondava con un secondo lavoro. A Catania, incidente mortale sulla circonvallazione. A perdere la vita è stata una dipendente dell'università. Fatale lo scontro tra il suo scooter e un'auto, non distante dalla colonnina dell'autovelox. A Palermo torna l'incubo della baby gang, aggrediti 2 giovani finiti in ospedale. Il raid della banda di notte nella zona della stazione centrale. Uno studente di Catania aveva falsificato migliaia di biglietti ottenendo rimborsi dalla regione per il caro voli. Denunciato il giovane che aveva truffato 86.000 euro. Calcio, per il Catania è tempo di guardare al futuro. Torre del Grifo e Zarbano, le tappe più importanti per la prossima stagione. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca c'è stata una maxi operazione con 12 arresti. Nel Catanese è stata smantellata un'organizzazione che agiva soprattutto ad Acireale e ad Acicatena ed era legata alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano. Tonino De Mana. Un sodalizio criminale radicato ad Acicatena ed Acireale legato alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, attivo nel traffico di cocaina, crack, marijuana e skunk, è stato smantellato dai carabinieri con una maxi retata effettuata nelle province di Catania e Reggio Calabria. 14 gli indagati dell'operazione Cubisia Connection. Per 10 di loro, compresa una donna, è stato disposto il carcere, per 2 i domiciliari e per gli altri l'obbligo di dimora. Il provvedimento, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Etnea, è stato eseguito da oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale di Catania con il supporto dei reparti specializzati dell'Arma. Gli indagati sono gravemente indiziati a vario titolo di associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni aggravate di ricettazione con l'aggravante del metodo mafioso. L'organizzazione, secondo gli inquirenti, si sarebbe avvalsa della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dell'appartenenza mafiosa per controllare il territorio acese e gestire le attività illecite. Il Consiglio dei Ministri ha nominato il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, che ha svolto le funzioni fino adesso a Trieste anche con il ruolo di commissario del governo per la regione Friuli Venezia Giulia. E adesso purtroppo ancora una tragica morte sul lavoro in provincia di Caltanissetta, a Serra di Falco, dove un uomo di 55 anni è morto cadendo da oltre 3 metri mentre riparava una saracinesca in un supermercato. L'uomo faceva il bidello in una scuola ma arrotondava con un secondo lavoro. Rita Cinardi. Ennesimo grave incidente sul lavoro in provincia di Caltanissetta, a Serra di Falco, dove un uomo di 55 anni, Salvatore Cumbo, è morto dopo essere caduto da un'altezza di oltre 3 metri. L'incidente si è verificato all'interno di un supermercato di via Cavalieri di Vittorio Veneto. A quanto pare il 55enne, che nella vita faceva il bidello, aveva accettato di sistemare la saracinesca del supermercato mentre era in cima ad una scala alta più di 3 metri, però per cause che dovranno ancora essere accertate è precipitato. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato immediatamente inviato di soccorso, ma quando i sanitari sono arrivati non c'era più nulla da fare. Il 55enne è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, che adesso dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto, oltre che accertare se l'uomo stesse riparando la saracinesca a titolo di favore per arrotondare. Soltanto pochi giorni fa un'altra tragedia sul lavoro si era verificata a San Cataldo, comune tra Serra di Falco e Caltanissetta, dove un giovane di 23 anni, studente di ingegneria, era caduto da oltre 10 metri mentre montava dei pannelli su un palazzo di ristrutturazione. Il giovane, i cui organi sono stati donati all'Ismet di Palermo, al Bambino Gesù di Roma, dopo una settimana di agonia è morto al reparto di rianimazione. Dall'inizio dell'anno gli incidenti sul lavoro in Sicilia sono aumentati drammaticamente. Con quello di oggi i casi di morte sul lavoro salgono a 17, un drammatico record che vede la Sicilia tra le regioni più colpite. Adesso a Catania l'incidente mortale sulla circonvallazione di ieri. A perdere la vita è stata una dipendente dell'università. Fatale lo scontro tra il suo scooter e un'auto non distante dalla colonnina dell'autovelox. Sentiamo Tonino De Mana.
Pezzi di scooter disseminati sul selciato, il corpo senza vita della conducente a terra, sbalzato a diversi metri di distanza a causa del violento impatto. Sono le immagini dell'ennesimo incidente mortale sulla circonvolazione di Catania. L'ultima vittima è una dipendente dell'Università Etnea, Valentina Barbagallo, 56 anni, che si trovava in sella ad un motociclo. All'altezza dell'incrocio tra Viale Ulisse e via Bernardo Colnago, quasi per un beffardo scherzo del destino, con la colonnina dell'autovelox a pochissimi metri, la donna è stata investita da una Peugeot 208. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione di marcia Mister Bianco. Da capire e da ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto poco dopo le 7 in un tratto particolarmente trafficato. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale. Fondamentali ai fini delle indagini potrebbero essere le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Nuova aggressione di una baby gang a Palermo, 2 ragazzi finiscono in ospedale, caccia alla banda che girovaga di notte nella zona della stazione centrale. Manlio Viola. Accerchiati e picchiati soltanto per essersi lamentati dei ciclomotori sui marciapiedi. È successo a 2 25enni che sono stati aggrediti da quello che ormai tutti chiamano il branco della stazione. È così che sono soprannominati dai residenti della zona un gruppo di ragazzini di età compresa probabilmente fra i 16 e i 21 anni che scorazzano con ciclomotori elettrici dalla parte alta della zona pedonale di via Macheda fino alla stazione ferroviaria centrale di Palermo. Dalla tarda sera a praticamente tutta la notte questo mini branco composto da 5 o 6 ragazzini è padrone dell'intera zona, con i ciclomotori elettrici che secondo molti sarebbero biciclette a pedalata assistita modificate, scorazzano avanti e indietro per la via Macheda Alta provocando i passanti e cercando sempre di creare mini risse. Sarebbe questo il loro modo violento di divertirsi. Ieri sera hanno incontrato il gruppo di 2 giovani che aveva trascorso la serata in piazza Sant'Anna. Verso le 2 di notte i ragazzi stavano andando in via Perez a riprendere l'auto parcheggiata quando hanno incontrato il branco che ha iniziato a girargli intorno passando sui marciapiedi. È bastata la lamentela di uno dei 2 a far scattare la violenza. Soccorsi dal 118 dopo l'aggressione, i 2 ragazzi sono stati trasportati all'ospedale civico e subito hanno sporto denuncia. La polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza degli esercizi della zona per tentare di risalire all'identità dei componenti della piccola banda. Oltre 2 ore di audizione con l'assessore alla salute Faraoni per Ferdinando Croce, l'ex manager dell'ASP di Trapani, che si è difeso su quanto accaduto per i ritardi nella refertazione degli esami istologici. Laura Spanò. Si è protratta per oltre 2 ore l'audizione dell'ex manager dell'ASP di Trapani Ferdinando Croce, sentito ieri dall'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, un'audizione nella quale Croce ha ribadito la sua non colpevolezza dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ASP di Trapani legato ai ritardi nella refertazione di oltre 3.300 esami istologici. Oggi Croce sarà sentito dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria, domani poi la Commissione Sanità dell'ARS darà il proprio parere non vincolante sulla sua decadenza. Croce ha ribadito di aver agito tempestivamente appena saputo dell'emergenza, mettendo in campo convenzioni e bandi per assumere personale. In una di queste occasioni ha detto anche di aver rifiutato la candidatura di Domenico Messina, ex direttore dell'anatomia patologica, andato in pensione a novembre 2024 e poi partecipante come esterno ad un bando ASP. Croce lo riteneva probabilmente già allora uno dei principali responsabili dei ritardi. Dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al decreto legge infrastrutture che ha al suo interno anche il ponte sullo Stretto. Cantieri pronti a partire dall'estate, ma uno dei temi centrali è quello di evitare infiltrazioni criminali. Francesco Triolo. L'approvazione del decreto legge infrastrutture avvenuta in Consiglio dei Ministri imprime una forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave come il ponte sullo Stretto, un passaggio importante alla vigilia della pronuncia del CIPES sul progetto definitivo. È in conferenza stampa tenuta insieme all'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, che ha lanciato l'ipotesi di ANAS come stazione appaltante, il ministro Matteo Salvini ha ribadito che l'avvio avverrà a breve. C'è l'ultimo passaggio del Ministero dell'Ambiente, c'è la comunicazione alla Commissione europea e c'è l'approvazione al CIPES. Quindi sono 3 passaggi che nell'arco delle prossime settimane dovrebbero arrivare a compimento, il che vuol dire che l'estate 2025 è quella dei lavori. A margine si è discusso sul tema della legalità, con una volontà comune, quella di contrastare ogni tipo di infiltrazione e appetito malavitoso. Ci possono essere, ecco, l'obiettivo di questi protocolli di legalità, di queste normative
antimafia, del database, dei terreni da espropriare, delle aziende da coinvolgere, del badge da cantiere per garantire il nominativo, la sicurezza, la trasparenza. Ecco, stiamo cercando di mettere in piedi il massimo dell'argine possibile a qualsiasi tentativo di intromissione in questa opera pubblica. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi ha annunciato che la procedura di realizzazione del ponte sullo stretto verrà trasferita alla struttura per la prevenzione antimafia presso il Viminale, centralizzando gli esiti dei controlli e della gestione sullo stile di quanto avvenuto con le opere delle Olimpiadi Milano-Cortina. Uno studente di Catania aveva falsificato migliaia di biglietti per ottenere i rimborsi dalla Regione per il caro voli. Sentiamo Lorena Dolci. Avrebbe effettuato quasi 900 voli nel solo mese di ottobre, naturalmente solo sulla carta e con nomi falsi. Così un catanese di 26 anni era riuscito a truffare la regione chiedendo i rimborsi per biglietti aerei previsti dalla piattaforma Sicilia Pay Bando Caro Voli, che riserva uno sconto del 25 o 50% ai residenti nell'isola in volo da e per Roma o Milano. Lo studente 26enne aveva creato al computer carte di imbarco false con tanto di QR code, con tutti i dettagli e i loghi delle compagnie. Poi ha esagerato, ha presentato oltre 2600 biglietti in 9 mesi, anche diverse volte nello stesso giorno, per un rimborso di 180.000 euro, riuscendo ad ottenerne più di 86.000, prima che la Regione notasse l'anomalia, bloccasse i rimborsi e presentasse denuncia. Abbiamo dimostrato che anche la Regione, che a volte nell'immaginario collettivo non viene definita o comunque non viene considerata al passo coi tempi a livello tecnologie, invece il server che abbiamo impostato con tutti gli alert relativi alla gestione della lotta al caro voli ha fatto sì che potessimo segnalare prontamente l'anomalia con tutte le specifiche tecniche. In mezzo a migliaia di richieste, i finanziari hanno scoperto che solo 3 voli erano reali. Per il giovane accusato di truffa aggravata e autoriciclaggio è scattato il sequestro sui conti. Stava investendo il denaro incassato in titoli di Stato e in fondi assicurativi. Naufragio del Beizian, dal mare esce il primo pezzo, recuperato infatti il Boma, il super yacht dovrebbe tornare in superficie la prossima settimana. Marco Gullà. Dopo la tragedia legata alla morte del sub olandese nei giorni scorsi, sono riprese a pieno ritmo le operazioni per il recupero del Beizian a Porticello. Il Boma del super yacht, l'Albero, è stato recuperato questa mattina dalla più piccola delle navi gru, la Ebo Life 2. È il primo pezzo del veliero affondato il 19 agosto scorso a tornare in superficie. Sul fronte indagini continua la ricerca della via d'entrata dell'acqua che ha portato all'affondamento. Gli ultimi riscontri arrivati sul tavolo dei magistrati e della Guardia Costiera svelano un passaggio chiave nella ricostruzione del naufragio. È certo che nessun boccaporto o portellone è stato chiuso nei minuti precedenti all'affondamento. Per avere un quadro completo è indispensabile che il Beizian venga messo in secca nel porto di Termini Imerese. La data per il recupero slitta di una settimana. Il nuovo cronoprogramma ha fissato fra il 26 e il 28 maggio la data in cui materialmente il relitto emergerà. Poi verrà svuotato dell'acqua e trasportato, sospeso in aria, in porto. Adesso da Agrigento, dopo il crollo nel cantiere dell'ex ospedale in via Atenea, proseguono gli accertamenti, la procura indaga per chiarire cause e responsabilità. Davide Sardo. Proseguono i sopralluoghi nel cantiere dell'ex ospedale di via Atenea ad Agrigento, dove giovedì sera si è verificato un crollo che solo per miracolo non ha causato vittime. Gli operai erano già andati via. Sul posto sono tornati i carabinieri, vigili del fuoco, tecnici dell'impresa e della direzione lavori per ulteriori accertamenti. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del cedimento e accertare eventuali responsabilità. A indagare anche i tecnici dei vigili del fuoco. Il cantiere è quello destinato ad ospitare la nuova sede universitaria, la cui consegna era prevista entro l'estate, come annunciato dal rettore di Palermo Massimo Midiri. I residenti avevano segnalato nei mesi scorsi presunte irregolarità nei lavori. In una impresa del genere c'è il direttore dei lavori, c'è il responsabile della sicurezza, c'è il capocantiere, questi lavori non sono stati seguiti. Io dico, vorrei capire chi ha autorizzato a fare un lavoro del genere, anche perché in un muro alto 15 metri, se prima non avviene un consolidamento, se prima non si fanno le opere o puntellamento,
questo di qua, una volta che viene indebolito nella parte sottostante, può crollare da un momento all'altro. Anzi, viva Dio che non c'è scappato il morto. Intanto la via Atenea è stata riaperta al traffico, altri sopralluoghi sono attesi nei prossimi giorni. Dietro un negozio cinese di articoli per la casa a Palermo si nascondeva in realtà una bisca clandestina, vero e proprio punto di riferimento del gioco d'azzardo per la comunità cinese anche fuori Palermo. 13 le persone denunciate. Desiree Ferlito. Una bisca clandestina celata nel retro di un negozio di articoli per la casa gestito da cinesi a Palermo. A insospettire Baschi Verdi l'anomala presenza nelle ore serali e notturne di persone di nazionalità cinese presso l'attività commerciale. I soggetti prima di accedere si facevano riconoscere tramite una telecamera installata al lato della saracinesca del negozio, che veniva alzata a metà, il tempo necessario per consentire l'entrata e immediatamente veniva riabbassata completamente. Visto il sistema di videosorveglianza adottato, per accedere nel locale i militari hanno dovuto attendere l'uscita di alcune persone e approfittare così dell'apertura momentanea della saracinesca. All'interno del negozio, dopo una prima sala adibita alla vendita di prodotti per la casa, era possibile entrare in una seconda stanza, al cui interno era stata realizzata una vera e propria sala da gioco illegale. Carte da poker e tessere del gioco mahjong, tipico della cultura cinese. Dadi, fish e una grande cassetta di legno che veniva utilizzata come cassa, con all'interno banconote per un totale complessivo di circa 15.000 euro. L'accesso ha consentito quindi di sorprendere 13 soggetti intenti a partecipare con ingenti puntate di denaro, tutti denunciati a piede libero. Dall'identificazione dei giocatori presenti è emerso come, oltre ai domiciliati nell'Interland palermitano, diverse fossero le persone provenienti da altre province siciliane, a confermare della rilevanza della bisca clandestina, vero e proprio punto di riferimento del gioco d'azzardo per la comunità cinese anche fuori Palermo. Una breve pausa e poi l'allarme ambientale per il fiume Gela che si tinge di nero. Ancora una volta il fiume Gela si tinge di nero, una patina oleosa, un odore acre e l'ennesimo allarme ambientale. I cittadini denunciano, le istituzioni intervengono, ma la verità resta sommersa. GR Italia. Un'altra giornata nera per il fiume Gela, nera non solo nell'aspetto ma soprattutto nel significato. Le sue acque tornano a sporcarsi di sostanze sconosciute, dense e maleodoranti. I primi a lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di acqua nera, probabilmente riconducibile a scarichi fognari, in un'ampia porzione del fiume. Sul posto, allertato dai residenti, è arrivato anche il senatore Pietro Lorefice, membro della commissione bicamerale Ecoreati. Insieme a lui gli uomini della Capitaneria di Porto e i tecnici dell'ARPA. Non ci possiamo più permettere neanche un grammo di inquinamento. Gela sta puntando in maniera decisa a cambiare passo, perché se dobbiamo puntare sul turismo non ci possiamo permettere di lasciare neanche lontanamente un barlume di dubbio sulla qualità delle acque di balneazione, e pertanto chi ha in gestione o chi governa il ciclo integrato delle acque darà il loro contributo, e gli organi di controllo a tutti i livelli dovranno scendere in campo, perché i gelesi hanno diritto di sapere. Immediati campionamenti, si cerca di capire cosa sia quella sostanza e da dove provenga, esclusi, almeno per ora, guasti agli impianti pubblici di sollevamento. Anche Caltacqua, gestore della rete idrica, non rileva irregolarità nei propri impianti, ma la minaccia resta. Lungo il fiume sono decine gli scarichi sospetti, molti riconducibili a piccole aziende. Si indaga anche sugli affluenti Cimia e Maroglio e sulla vecchia zona industriale. Intanto la procura prepara un nuovo fascicolo, l'ennesimo per inquinamento ambientale contro ignoti. Si cerca un colpevole mentre il fiume continua a trasportare il suo carico nero, maleodorante e potenzialmente pericoloso. Venerdì, primo volo diretto Catania-New York, si aprono nuove rotte anche per l'economia dell'isola, soddisfazione degli agenti di viaggio che lo vendono già da diversi mesi. Si va verso il tutto esaurito, dicono. Sentiamo Eva Spampinato. Quello che vedete è il modello di Boeing 767-300ER della Delta Airlines che dal 23 maggio collegherà ogni giorno Catania a New York partendo dall'aeroporto di Fontanarossa. Al momento lo vediamo sulla carta, ma gli agenti di viaggio vendono i 216 posti disponibili già da mesi, con buon riscontro da parte del pubblico. Durante la prima campagna promozionale i prezzi erano dai 540 euro in su, andata e ritorno, e adesso diciamo in media siamo sui 6,20, 6,30.
aumenta. Un'opportunità straordinaria per chi potrà finalmente volare nella Grande Mela senza scali, con orari più comodi e a prezzi più convenienti. Il volo è giornaliero, impiega 10 ore per arrivare a New York, ha anche un orario abbastanza comodo che non ti impone delle levatacce e al ritorno addirittura ci impiega 9 ore e un quarto. Anche al ritorno ha un orario abbastanza comodo. Il nuovo volo Delta da Catania ha avuto come effetto positivo per i passeggeri l'abbassamento dei prezzi delle altre compagnie che fanno scalo su Roma. È un volo prevalentemente stagionale per il momento, finirà il 24 di ottobre. Un segnale fortissimo per il settore del lusso, come conferma Marcello Mangia, AD dell'omonimo gruppo alberghiero. Il turismo americano è fondamentale per la fascia medio-alta delle strutture alberghiere nella regione sia di Catania che di Palermo. Il Catania-New York apre nuove rotte non solo nel cielo ma anche per l'economia dell'isola. Vengono a ricercare delle esperienze autentiche, la Sicilia ne è piena perché insomma abbiamo veramente un menu turistico di altissimo livello e cercano strutture da 5 stelle, sostanzialmente 5 stelle lusso. Una breve pausa, poi lo sport con il basket e il calcio. Per il basket il Trapani continua la sua corsa e vince gara 2 nei quarti di finale dei play-off scudetto, battuta a Reggio Emilia per 102-88. Franco Cammarasano. Trapani fa sua anche gara 2, superando Reggio Emilia con un eloquente 102-88, cosa che fa lievitare di molto le possibilità di accedere alle semifinali, dove incontrerebbe la vincente del raggruppamento composto da Trento e Trieste. Non è stata però una passeggiata la partita per la Trapani Shark, che all'inizio ha sofferto molto l'intraprendenza di Reggio Emilia, tanto da andare sotto 10 punti nel primo periodo, mettendo la testa avanti solo al settimo del secondo quarto con un canestro di Orton, 37-36. Era verso la metà del terzo tempo però che Trapani dava una sterzata al match, imponendo un parziale di 22-4, mentre Reggio Emilia pagava sul piano fisico lo sforzo prodotto nella prima parte del match. Giovedì sera gara 3 a Reggio Emilia e lì Trapani potrebbe anche chiudere il conto. Per il calcio Catania, operazione futuro già cominciata da Torre del Grifo a Zarbano, importante bruciare le tappe su confermati e nuovi innesti per lavorare al meglio fin dal ritiro, cosa che non è avvenuta la stagione scorsa. Marco Carli. Cominciare subito per creare la differenza rispetto agli ultimi 2 anni. Quello che sta provando a fare il Catania, regalarsi un'estate migliore senza l'inevitabile inesperienza del primo anno in C con la promozione arrivata a marzo e poco sfruttata per accelerare i tempi, e senza il blackout del luglio-agosto scorso che ha condizionato il mercato e dunque la stagione. Le premesse sembrano diverse, il Catania potrebbe imparare dalle esperienze, anzi sembra averlo già fatto. Pensiamo a Torre del Grifo, poco superiore ai 4 milioni l'offerta. Se le cose andranno per il meglio arriverebbe fra inizio e metà stagione la casa che la società da tempo ha detto di volere e che in questa annata ci si è resi conto che non può essere il Massimino o il Cibalino per molteplici motivi. E poi un dirigente come Zarbano, una persona che possa anche occuparsi dei conti, della gestione, insomma un ruolo specifico coperto. Come in campo serviva un attaccante che facesse da spalla inglese, e il peccato di un mercato di gennaio per il resto migliore rispetto a quello della stagione precedente, più assennato, senza stravolgimenti. Il cliché, in modo ovviamente più completo, senza sbavature, è lo stesso che si vuole portare avanti nella prossima finestra estiva. Intorno a metà settimana è previsto l'incontro fra Grelle e Toscano. Gli innesti giusti con i giocatori che servono per completare l'organico e puntare in alto, e con le conferme che occorrono, inglese su tutti. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Vi lascio la rassegna stampa, oggi curata da Marco Carli. Grazie per l'ascolto e buona giornata.